Presidente Serracchiani, con la consegna del CAP di quest'oggi, ma anche delle sale operatorie, si dà una risposta effettiva e tangibile alla comunità di Cividale. Assolutamente, intanto un ringraziamento speciale che va a tutti gli operatori, dai medici ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari, agli infermieri, ai dirigenti, a tutti, perché questo è un lavoro veramente di squadra, impegnativo perché significa anche cambiare, ma significa dare delle risposte nuove alle esigenze sempre più complesse dei cittadini, quindi trasferiamo della sanità sul territorio, lo facciamo tra l'altro in questo luogo che è assolutamente adatto perché abbiamo l'ospedale, il distretto sanitario, quindi il paziente qui avrà tutto quello che serve, i medici di medicina generale iniziano a collaborare tra loro come già facevano con la medicina di gruppo, ma lo faranno anche in questo luogo mantenendo però i loro studi, e questo significa creare le condizioni davvero per affrontare al meglio tutte le problematiche. Per dirla in poche parole, non è più il cittadino che gira intorno alla sanità, ma è la sanità che gira intorno al cittadino. Ovviamente qua la struttura oggi è inaugurata e poi abbiamo tutto il mese di febbraio per avviare con un cronoprogramma molto puntuale tutte le varie iniziative che prevede il centro di assistenza primaria. Assessore Telesca, un nuovo centro di assistenza primaria, questa volta siamo a Cividale. Vogliamo spiegare bene ai cittadini che cos'è il centro di assistenza primaria, ma soprattutto che cosa non è? Intanto è un luogo fisico, ovviamente, ma non solo, dove i cittadini possono trovare un'organizzazione della sanità diversa, ma che è capace di dare delle risposte molto importanti. Non è un altro pronto soccorso, è chi dice così semplificando che il centro di assistenza primaria in parte deve assorbire le persone che vanno a pronto soccorso, non è così. Sicuramente però, proprio perché qui le persone che hanno bisogni piccoli, non i bisogni di urgenza grave, possono venire e trovano delle risposte e vengono indirizzati, nel tempo possono sicuramente decongestionare i pronti soccorsi, perché i pronti soccorsi possono fare lavoro più appropriato. Diciamo che è un modo anche diverso di curare le persone, soprattutto le malattie croniche che oggi sono molto diffuse, sono quelle che poi fanno affollare i pronto soccorsi perché si acutizzano. Qui i malati cronici trovano controlli, prevenzione, trovano tutta una serie di risposte che permette una cosa che a noi sta a cuore, a chi si occupa di sanità, di farli stare meglio. Se le persone stanno meglio, migliora anche tutto il sistema della sanità nel suo complesso, dagli ospedali, ai pronti soccorsi, agli ambulatori dei medici di medicina generale. Quindi direi che il CAP è un modo nuovo di fare sanità, di curare la gente, per farla stare meglio. Assessore, qui poi con un duplice scopo, consegna di un nuovo servizio ma anche ristrutturazione di una vecchia ala dell'ospedale. Sì, a dimostrazione proprio del fatto che non solo le accuse che sono infondate che stiamo smantellando, ma che stiamo recuperando e migliorando anche edifici che magari erano in qualche modo un po' lasciati andare, sono stati messi a posto, ristrutturati, sono anche molto belli fra l'altro e servono proprio per questa sanità nuova che è una sanità più moderna, più al passo con i tempi.